diventava la famosa via Francigena, era la strada che portava a Roma i pellegrini dalla Francia. Lieto divino, ho giocato con le parole, di vino invece che divino. Guardate che visuale da qua, uno si sente un po' il padrone d'Italia da qua. Non toccare quell'albero, che è l'albero del peccato, e gli angeli che si sussurrano qualcosa alle spalle di Dio. Mentre sull'altro pannello vediamo che invece Eva commette il peccato di Caino e pellegrinaggio verso Roma. Ovviamente i viaggi di pellegrinaggio non servono prima di molte soste, perché si ferma a vediamo le statue raffiguranti i profeti, mentre nella sequenza di statue in alto, accolte all'interno di eleganti conchiglie, raffigura gli apostoli, i 12 apostoli. Come vedete, poi parlavamo di gioco di contrasti fra le superfici piane e le superfici tridimensionali. Ci sono poi, diciamo, la facciata è divisa in tre reparti verticali da queste slanciate lesene
che scorrono verso l'alto e che sono riccamente decorati con mosaici piccolissimi, composti da tonico, la cuspide centrale fu realizzata da Michele San Micheli, quella di destra da Antonio da San Gallo il Giovane, quella di sinistra da Filippo Scarsa, quindi i più grandi, autorevoli architetti e scultori dell'arte soprattutto del centro Italia. Poi cominciamo a scendere con lo sguardo e ci soffermiamo su questi meravigliosi portali profondamente strombati, abbiamo detto riccamente decorati, che sono intervallati poi dalle statue in bronzo che simboleggiano i simboli dei 4 evangelisti, e poi al centro il bellissimo complesso marmoreo e bronzeo della Vergine in trono sotto un baldacchino aperto elegantemente da degli angeli. Come vedete è un'opera in marmo e bronzo, anche questa solo da pochi anni si è raggiunta la definitiva certezza che è attribuibile a Lorenzo Maitani, lo stesso autore di tutta la facciata, quando invece per molto tempo si era un po' incerti su varie attribuzioni ad altri autori, altri artisti. E poi abbiamo l'altro capolavoro nei capolavori, la sequenza di bassorilievi meravigliosi che caratterizzano la parte bassa. Sono un capolavoro perché? Perché, signori, in 4 semplici grandi lastre di pietra è raccontata tutta la genesi dell'umanità, dall'inizio, dalla nascita, dalla creazione del mondo fino alla fine del mondo, al giudizio universale. Quindi grande dono di sintesi, di raccontare in 4 lastre di pietra la storia dell'umanità. La prima è luce, il sole, le acque, vedete, vediamo le acque, i pesci, gli uccelli, gli alberi, poi crea tutti i mammiferi. Peccato, con che cosa si coprono Adamo ed Eva? Con la foglia di fico. L'errore dove avviene? Avviene nella traduzione, quando si passa dalla lingua latina alla lingua volgare, quando le popolazioni cominciano a parlare i dialetti locali, si perde il latino e quindi in una tradizione l'albero del male si dice malum, ma anche l'albero del melo si dice malum. Quindi una semplice Eva dal paradiso, vediamo l'angelo che sguaina la spada e sono costretti a lavorare e a tessere i ranghi della Chiesa Cattolica che assurgono al che accoglie Dio giudice circondato italiani, e lo riconosciamo dunque 1, 2, 3, la quarta fila, la quarta sequenza. Ci sono in alto nella quarta riga 4 personaggi, vedete? Sì. Ecco, il quarto, quello più in alto, se fate caso ha una squadra sulle spalle, riuscite a vederlo? Ha una squadra, simbolo naturalmente dei maestri dell'arte muraria, e quindi è l'autoritratto di Lorenzo Maitani, che firma questo capolavoro solare, questi grappoli di vite che conferiscono ancora maggiore bellezza a questo capolavoro. Non dimentichiamo dunque questo giudizio universale, che è trecentesco, signori, perché ora che entreremo vedremo la meraviglia delle meraviglie, il giudizio universale di Luca Signorelli, ma siamo in un'altra epoca, siamo nel 1500, quindi qui radicalmente si rivoluziona. Allora ci apre qui. Allora signori, prego, avvicinatevi, naturalmente io qui non userò il microfono, con un motivo che riprende le facciate laterali che hanno questa bicromia che poi ritroviamo all'interno, quindi c'è volutamente un bisogno di esaltare la facciata mettendola a contrasto con una semplice linearità a bande orizzontali sia esternamente sui lati sia all'interno del Duomo, dove comunque la monumentalità
di questi pilastri cilindrici che vanno a sollevare queste splendide arcate a tutto sesto, è esaltata poi da questi capitelli corinzi riccamente intagliati dai più grandi maestri intagliatori di quel tempo, che vanno a disegnare quindi queste decorazioni variegate, differenziate. Riconosciamo foglie d'accanto ma anche altri motivi floreali che vanno a disegnare questo decoro architettonico straordinario. Alle vostre spalle il bellissimo fonte battesimale realizzato in pietra e legno risalente al XV secolo, mentre da quest'altro lato l'occhio si lascia catturare dalla imponente abside quadrangolare, l'abside centrale del Duomo, che è tutta completamente dipinta con un ciclo pittorico realizzato da Ugolino di Prete-Ilario. Siamo quindi nella seconda metà del Trecento e viene realizzata questa meravigliosa abside con appunto in tutti quei riquadri raccontate le storie della vita di Maria. Quindi ritorniamo al tema già affrontato in facciata. Un capolavoro nel capolavoro poi è quella finestra bifora disegnata da Lorenzo Maitani, quindi ancora lo stesso architetto che abbiamo già ammirato in facciata, disegnata da lui sia dal punto di vista proprio architettonico, sia proprio dal punto di vista dei disegni delle vetrate policrome, poi realizzate da un artigiano che si è incontrato anche nella Basilica di Assisi, quindi un maestro vetraio che va a realizzare non solo questi vetri policromi meravigliosi, ma anche alcuni vetri policromi della Basilica di Assisi. Allora, mi hanno chiesto, se credo di aver pazienza. Soprattutto Benozzo Goggioli, grande artista a cavallo fra il 300 e il 400, soprattutto in ambito orvietano e viterbese. Da qui possiamo ammirare anche alla vostra sinistra il bellissimo organo rinascimentale, un'opera meravigliosa realizzata dal grande scultore orvietano Ippolito Scalza, che realizza quest'organo caratterizzato da queste elegantissime colonne decorate da tralci di vite in oro che le avvolgono, e nella parte superiore da un meraviglioso timpano spezzato sul quale vediamo adagiate le allegorie delle arti e che vanno a sostenere quei grappoli simboleggianti i grappoli dell'abbondanza. Un organo tra l'altro che ancora oggi è in uso e esprime un suono veramente meraviglioso quando viene suonato in questo capolavoro architettonico che è il Duomo di Orvieto. Sull'altare, signori, avete anche la fortuna di osservare un'opera scultorea composita caratterizzata dalla Vergine e dall'Angelo Annunziante, che pensate è rimasta nascosta al buio dei magazzini dei musei orvietani per oltre un secolo. E parliamo del capolavoro barocco del Mochi. Il Mochi è stato un grande scultore del barocco italiano, l'unico che può degnarsi di essere paragonato al Bernini. Ed è un'opera straordinaria, signori, che è caratterizzata appunto da queste due sculture che originariamente furono create per questo Duomo, che però poi furono portate via per motivi di restauro e mai più riportate, se non quest'estate, a cavallo fra la primavera e l'estate del 2019. Qual è la straordinaria bellezza artistica di quest'opera? È proprio nel movimento di queste sculture, alle quali il Mochi riesce ad attribuire un effetto cinematografico, possiamo dire. Osserviamo l'angelo come è colto proprio nel momento in cui atterra sul pavimento, la veste gli si avviluppa intorno alle gambe, quasi c'è una sedia dietro di lei era seduta a leggere, quindi nella quiete più tranquilla della sua casa. All'improvviso irrompe, pensate, questo angelo probabilmente dalla finestra, atterra sul pavimento, e lei che cosa fa? Si ritrae, porta la mano al
collo, con la mano con il libro, proprio per proteggersi da questo improvviso. Sulla destra vediamo un poco più in alto monaci, sono domenicani, francescani, c'è anche un cavaliere, loro sono... che fa di questa scultura un capolavoro cinematografico veramente tra i più belli del barocco italiano. Ora invece andiamo a visitare la meravigliosa cappella di Luca Signorelli. Abbiamo detto che è una cappella dedicata da Luca Signorelli. Naturalmente non dobbiamo immaginare Luca Signorelli solo, lui si fece affiancare non solo da aiuti naturalmente dal punto di vista pittorico, ma soprattutto dai più grandi umanisti e letterati di quel tempo, perché per raffigurare il giudizio universale in un periodo in cui l'arte sacra era veicolo per fidelizzare i fedeli, era importante farlo nel massimo rispetto delle sacre scritture e dei testi antichi, quindi lui si assicura il sostegno e la collaborazione dei più grandi umanisti e letterati di quel tempo, Marsilio Ficino, Leon Battista Alberti, gli amici dell'Accademia Medicea, Niccolò Cusano, grande filosofo.
dell'Annunciazione barocco. Qua siamo davanti a un'opera rinascimentale realizzata da Ippolito Scalza, lo stesso scultore che realizza il capolavoro dell'organo che abbiamo ammirato, e siamo davanti a una bellissima Pietà. Come sapete, la Pietà è quella classica scena immediatamente dopo la morte di Cristo. Qui abbiamo in particolare 4 personaggi: Nicodemo, la Vergine Maria, Maria Maddalena e il Cristo. Qual è il capolavoro di quest'opera? È nella capacità dell'artista di creare un effetto comunicativo attraverso le mani. Qui tutte le mani hanno un significato. Intanto partiamo dalle mani della Maria Maddalena. La mano sinistra accoglie il piede trafitto dal chiodo di Cristo, l'altra mano prende la mano sinistra di Gesù Cristo e la avvicina alla guancia in un gesto tenerissimo, in una carezza proprio che viene compiuta con la guancia. Guardiamo le mani della Vergine invece: una mano sostiene il costato di Cristo, quindi come a dargli forza ad un Cristo ormai senza più vita, e l'altra naturalmente indirizzata verso il cielo, come a chiedere il perché di tanto dolore. E infine le mani di Nicodemo, anch'esse importantissime perché raccolgono i segni della passione di Cristo, quindi le tenaglie, i chiodi nella mano destra e nella mano sinistra la scala e il martello, quindi la simbologia della deposizione dalla croce. Un vero
perché quella torre ospita ancora oggi, come vedete, il più antico automa funzionante ed esistente, quell'automa che vedete, quell'omino che ha un batocchio, come si chiama? Batocchio, infatti mi sembrava strano un batacchio per colpire la campana. È un automa che risale appunto al 1200, scusate, al 1000, ai primi. Qui come in altre città del centro Italia, e quindi il quartiere abitato dai corsi. La Torre del Moro inizialmente si chiamava la Torre del Papa, poi perché era di proprietà della Chiesa, poi il Papa Papa Leone X donò la torre alla cittadinanza e acquisì il nome di Torre del Moro perché su questa strada si praticava un'antica giostra, la giostra del Saracino, del Saracino o del Moro, ecco perché poi questo nome, che consisteva in una gara di abilità fra cavalieri che dovevano al galoppo colpire con una lancia un buratto, ovvero le 7 magistrature del periodo di indipendenza comunale. Vediamo anche una iscrizione marmorea con un verso tratto dalla Divina Commedia di Dante Alighieri, quel verso che dice proprio, si rivolge proprio alle famiglie di questa città: vieni a vedere Montecchi e Cappelletti, Monaldi e Filippeschi, uom senza cura, color già tristi e costor con sospetti. Qui Dante Alighieri parla proprio delle guerre tra Guelfi e Ghibellini, le battaglie che travagliarono le città del Medioevo. E quindi nacque la necessità di dargli, offrire una sede consona. Il palazzo viene edificato su un preesistente edificio costruito dalla chiesa, che a sua volta all'architettura dei broletti tipici soprattutto dei territori del nord Italia. La facciata poi ingentilita da questa una modernizzazione. Il palazzo comunale è fiancheggiato
capitano del popolo, poco Scrivete mica ieri la scultore che già incontrato anche il Rinascimento viene corredato da questa bella ed è realizzata dalla bella torre di Salomone, realizzata da panorama storico del romanzo. Da qui abbiamo anche una Il primo luogo di culto cattolico della città di Orvieto in epoca medievale, quindi della Urbe Vetus. abbassarsi o di passare talmente velocemente da non essere colpito, quindi questa era la giostra che si correva proprio su questa strada e che quindi dà il nome alla torre. Torre che è molto importante dal punto di vista urbanistico perché divide appunto non solo la città nei 4 quartieri ma anche è perfettamente orientata verso i 4 punti cardinali e divide la città anche nei 3 poli di potere, perché la città, che a partire dal 1200 ha vissuto un periodo di indipendenza comunale, divenne libero comune come tante altre città italiane fino al 1358, fu divisa l'arteria principale della nostra penisola italiana, quindi la A1, autostrada Milano-Napoli e la linea ferroviaria dove corre anche naturalmente Frecciarossa e Italo. Esatto, li vediamo. E poi naturalmente i colli caratterizzati dalla tipica agricoltura di questo territorio, essendo territorio vulcanico, è un territorio che quindi è ricchissimo di sostanze minerali molto nutritive per le piante, quindi ecco perché una vegetazione di vino, in particolare proprio il vino chiamato Orvieto d'Oro. Bene, ora da qui raggiungiamo il piazzale di quello che rimane di questa rocca. Dall'altro lato osservate, edificata tra gli anni 70 e 80 del secolo scorso, proprio perché si è temuto per un periodo un cedimento che poteva mettere a rischio addirittura la stessa cattedrale, il Duomo di Orvieto. Quindi è continuamente sottoposta a chiodature, a sistemi che vanno a stabilizzare la rupe. Scendendo questa discesa si raggiunge il 1527, iniziò il lavoro nel 1527, ci vollero 10 anni per concludere la realizzazione di questo pozzo che fu voluto da Papa Clemente VII per portare l'acqua in città in caso di assedio. Perché nel 1527? Perché era appena avvenuto a Roma il sacco di Roma ad opera dei Lanzichenesi. E quindi il Papa Clemente VII aveva il permesso. Signori, come vedete da qui vediamo l'altro lato della rocca, le pareti fortificate della rocca, poi in caso di assedio abbiamo detto. I lavori dureranno 10 anni, quindi nascono nel 1527, iniziano sotto Papa Clemente VII, ma si concludono sotto Papa Paolo III, ecco perché sul piano si sono fatte le città. Guardate il Duomo come risalta, la facciata del Duomo rivolta verso di noi, che noi rivedremo anche l'ultimo giorno, perché
in senso inverso. Ecco già il lago sotto di noi. Vedete? Il lago di Bolsena.